Si è svolta ieri a Siculiana la manifestazione del 79° anniversario della liberazione d'Italia con l'arcivescovo metropolita Alessandro Damiano, che ha officiato una santa messa presso il santuario del Santissimo Crocifisso di Siculiana. Quindi, successivamente, presso il monumento ai caduti, ubicato nella prospiciente piazza Umberto I, si è svolta la tradizionale cerimonia militare, alla presenza delle autorità civili, religiosi della nostra provincia e delle varie rappresentanze delle forze armate, delle forze di polizia, dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ANPI. Quindi i momenti solenni della celebrazione sono stati impreziositi dagli interventi musicali della fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani e da letture di testimonianze storiche curate da studenti dell'Istituto Comprensivo Musicale Giuseppe Garibaldi. Quindi, al termine della cerimonia militare, la banda comunale e gli studenti dell'istituto si sono esibiti nell'esecuzione di brani musicali sul tema della ricorrenza. Quindi, presso il prospiciente Living Lab è stata inaugurata la mostra denominata La divisione Acqui e l'eccidio di Cefalonia e Corfù, memorie del distretto militare di Agrigento, promossa dalla prefettura e allestita con il contributo della locale amministrazione comunale, curata dall'Archivio di Stato di Agrigento. Il tema espositivo concernente il rinvenimento di preziosi documenti storici riguardanti 10 cittadini originari della provincia di Agrigento e vittime dell'eccidio di Cefalonia e Corfù, occorso lo scorso settembre del 1943. Innanzitutto perché abbiamo deciso da tempo, e non solo io ma anche i miei predecessori, di distribuire i momenti importanti della nostra comunità nazionale per tutta la provincia, non solo Agrigento, che pure rimane sempre il prestigioso capoluogo di questa bella terra. E quindi Siculiana è stata una scelta nell'ambito di una votazione che stiamo facendo per diversi comuni. In più va detto che il sindaco di Siculiana si sta adoperando per la valorizzazione di alcuni momenti e simboli nazionali, come per esempio il monumento che sta creando alle vittime siciliane delle foibe, oppure anche altre iniziative che ha adottato nell'arco dell'ultimo anno, quindi è un riconoscimento dovuto e meritato. La festa di quest'anno che messaggio lancia? Penso che il messaggio sia stato chiaro sia nel mio discorso che in quello del responsabile provinciale dell'ANPI, messaggio di unità. Dobbiamo superare per questa come per altre celebrazioni che possono essere quella del 27 gennaio o quella del 10 febbraio, dobbiamo superare il concetto per cui alcune celebrazioni appartengano a alcune parti politiche. Le celebrazioni nazionali celebrano tutta quella che è la nostra storia. Una bellissima festa, un bel momento con la partecipazione delle forze armate, delle autorità, dei colleghi sindaci, di Sua Eccellenza il Prefetto e di quanti hanno voluto Siculiana, perché Siculiana in questo momento rappresenta un luogo di pacificazione, perché ricordo che oltre a festeggiare il 25 aprile stiamo portando avanti e promuovendo la nascita di un monumento proprio dedicato alle foibe, e da qui è partito anche oggi un messaggio di conciliazione e di pace. Inoltre da questa giornata nasce anche l'idea di intitolare ad Eugenia Corsaro il nostro nuovo parco giochi che nascerà a breve in Viale Ciacia, una bambina di soli 12 anni che ha combattuto, che tagliava i cavi elettrici dall'aeroporto militare di Catania e che noi vogliamo ricordare e portare a simbolo in un parco gioco, perché i bambini hanno diritto a giocare, a divertirsi, hanno diritto ad un futuro, cosa che purtroppo è stata negata ad Eugenia. Don Alessandro, oggi qui a Siculiana quale messaggio che lei lancerà ai fedeli in occasione di questa ricorrenza del 25 aprile? 25 aprile, memoria della liberazione dal nazifascismo. 25 aprile è una data simbolica, la liberazione sappiamo potrebbe avere tante date, no? Sì. Così come si è spalmata per l'Italia. 25 aprile è anche la memoria di San Marco. E proprio dalla parola di Dio di oggi
che è una parola di liberazione, sempre la parola di Dio, ecco, ci ricorderemo insieme come ogni libertà, ogni liberazione esige che diventi una liberazione per fare che cosa? Per fare il bene. Fare il bene nelle scelte di governo, nelle scelte politiche, nelle scelte della nostra vita personale. Ogni liberazione dai condizionamenti saranno condizionamenti frutto di ideologie mortifere, saranno condizionamenti dal potere mafioso. Ogni liberazione da questi condizionamenti ci apre alla possibilità di essere liberi di fare il bene, di operare per il bene comune, di smentire la stessa parola del salmista che dice: parlano di pace ma nel cuore hanno la guerra. E questa è la scena di questo mondo. La Resistenza ha messo assieme un insieme di forze. Qualche errore è stato commesso, ci sono errori commessi durante la Resistenza, ma alla fine il messaggio prevalente è stato quello inclusivo, di mettere assieme tutte le forze democratiche. A quelli che dicono io sono antifascista ma sono anche anticomunista, vorrei semplicemente ricordare una cosa. Ci fu un dibattito fra Romualdi e un personaggio della Resistenza, credo fosse Pertini, e alla fine Romualdi diceva: ma cosa è cambiato? E Romualdi e Pertini gli ha risposto che se aveste vinto voi, io a quest'ora sarei in carcere o morto. Ho vinto io e lei è qui ed è senatore. Buongiorno a tutti, mi chiamo Ismail Sisi, vengo dal Mali, vivo in Italia da 9 mesi. Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto e il Comune di Siculiana per il loro aiuto ai stranieri. Sono molto felice di essere con voi in questo giorno indimenticabile, il giorno in cui l'Italia è stata liberata dalla dittatura nazi-fascista. Noi speriamo che anche i popoli della regione del Sahel, già vittime dai cambiamenti climatici, perché possano liberarsi dal terrorismo internazionale jihadista. Che tutti i giorni fa strage dei civili e costringe tanti giovani come noi a vivere nella paura e a fuggire dai propri paesi. Grazie, viva l'Italia, viva la libertà!